Ciao amici, bentornati nella mia cucina. Sto preparando il mirto. Ho una fragranza incredibile, super profumato. In realtà la preparazione del mirto non inizia in questo momento, ma è incominciata il 26 dicembre, il giorno in cui siamo andati a raccogliere il mirto, io e Mario, e l'abbiamo poi trasferito dopo aver pulito le bacche. Le abbiamo semplicemente strofinate con un canovaccio umido, perché le abbiamo raccolte in una zona di campagna in cui non ci sono persone, non è neanche particolarmente frequentata da animali. Il mirto sta abbastanza in alto, quindi le abbiamo, anziché lavate con l'acqua e poi asciugate bene, le abbiamo semplicemente pulite con uno strofinaccio. E poi le abbiamo travasate in quella damigiana con la bocca larga, che chiama Albanella perché mio zio abita a Genova e lui, essendo in Liguria, le chiama così. In Liguria le chiamano così, anche io la chiamo in questo modo. Ho versato le bacche dentro, non so quanto fossero, però le ho coperte con 3 litri di alcol, quindi so quanto alcol ho messo. Stamattina, oggi è il 4 di febbraio, ho messo un colapasta dentro su questa pentola e poi ho travasato pian piano le bacche. Man mano che il colapasta si riempiva e quindi il liquido andava sotto, ho travasato le bacche in questa pentola molto grande e il liquido nei 2 boccali. Sono solo 2 litri, ma in realtà il boccale ha più capienza di 1 litro. E un bicchiere, dov'è finito? Eccolo qua. Quindi questi 2 boccali più questo bicchiere sono il succo che ho ricavato smistando il liquido dalle bacche. L'altro litro di alcol l'hanno assorbito, quasi 1 litro l'hanno assorbito le bacche. Una volta che ho travasato tutto il liquido nei 2 boccali e le bacche in questa padella, in questa pentola, ho preso un po' di bacche e le ho versate in quest'altra. Avrei potuto utilizzare una grande pentola in acciaio, ma a casa di babbo non avevo voglia di andare a portarla su, perché si può fare tranquillamente così. Non è necessario rispettare i grammi. Per preparare il mirto con 3 litri di alcol ho versato 6 litri di acqua, una parte qui e una parte in quest'altra pentola. Non so quanta ce n'è esattamente e non è importante. Perché? Perché io adesso farò bollire aggiungendo lo zucchero. Da parecchio che non preparavo il mirto, per cui volevo utilizzare una ricetta, diciamo, storica, ma che indicava molto zucchero. Invece un mio amico che produce liquori nella sua bottega artigianale, Alberto Casula di Deslo, mi ha invitata a utilizzare sempre lo zucchero con parsimonia, anche perché il mirto è un amaro e quindi diciamo che ho unito le 2 ricette che ricordavo che in passato avevo preparato il mirto sia con una che con l'altra e mi erano piaciute molto entrambe. Una in particolar modo, per cui ho tolto un po' di zucchero, prevedeva 500 grammi e io ne ho usato circa 400 per ogni 2 litri di acqua, quindi 2 litri di acqua, 400 di zucchero. Io adesso andrò a distribuirlo un po' in questa pentola, un po' in quest'altra e poi farò bollire per circa 10 minuti. Una volta che le bacche avranno bollito 10 minuti, lascerò raffreddare il tutto e poi vi mostrerò gli altri passaggi che consistono nel separare le bacche dallo sciroppo, torchiarle e una volta che ho torchiato il liquido, quindi le bacche sono ormai state private del loro succo e anche dell'alcol che ancora contengono, travaserò tutto, lo sciroppo e il mirto in questa grande casseruola, in questa grande pentola, non casseruola, e mischierò bene con un mestolo e dopodiché imbottiglierò e speriamo che venga bene. Quindi adesso metterò un po' di zucchero in questa pentola. Le bacche non avevano foglie, io le ho messe a macerare senza foglie, so che qualcuno utilizza anche la foglia. Qui ne metto un po' di meno, qui ne metto un po' di più perché ci sono più bacche. E poi, una volta finito tutto, mischierò
sciroppo e liquore, sciroppo e alcol e otterrò il mio liquore. A più tardi.